in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Cagliari la seconda edizione della Scuola Estiva Nazionale Banca e Finanza. Tra i temi l'impatto che avrà l'intelligenza artificiale e la sostenibilità nel sistema bancario, lo stato di salute degli istituti di credito con un interrogativo su tutti. Si è già organizzati per proteggere i risparmiatori dalle inevitabili ricadute pratiche dei nuovi meccanismi di controllo sui conti. Per 3 giornate se ne è discusso nell'aula magna del rettorato dell'Università degli Studi, sottolineando soprattutto il ruolo che nel sistema del credito avrà la grande novità dell'intelligenza artificiale. È stata una grande opportunità per gli studenti dell'Ateneo del capoluogo per confrontarsi con esperti del settore di assoluto livello nazionale. La scuola estiva non è soltanto sull'intelligenza artificiale ovviamente, ma la cosa importante è che coinvolge un po' i nostri giovani ricercatori e non solo su tematiche del credito, sulle tematiche dei rischi, che è un qualcosa su cui c'è sempre grande attenzione nel nostro Ateneo, in particolare il gruppo del professore De Lisa, del professore Pilas si sono sempre occupati di queste tematiche, per cui è importante questa seconda edizione quindi poter ospitare un momento, 3 giorni così forte. Il filo rosso che unisce queste giornate di formazione della Summer School sia la sostenibilità. Oggi la finanza guarda agli investimenti non solo più dal punto di vista strettamente economico del ritorno in termini di profitto, ma anche in termini di criteri cosiddetti di ESG, cioè ambientali, di socialità e di governance. Oggi i mercati privilegiano non soltanto il ritorno economico degli investimenti, ma anche l'attenzione ai principi cosiddetti di ESG, cioè ambientale e green, di socialità e quindi di attenzione agli stakeholder delle società e di governance, cioè di buona organizzazione. È una vera e propria rivoluzione culturale che l'intelligenza artificiale ci può aiutare ad accompagnare e ad accelerare. L'intelligenza artificiale è anche sostenibilità, sono 2 concetti che vanno a braccetto, che dobbiamo integrare e comprendere sino in fondo. La scuola estiva nasce con il compito di informare, formare e far riflettere su questi aspetti. Approfitto della sua presenza, perché qualche anno fa quando arrivarono le mail, no? Arriva la mail, si complica il lavoro, invece oggi noi con le mail lavoriamo benissimo. Ovviamente è una metafora, un paragone, l'intelligenza artificiale sarà un valore aggiunto. Senz'altro è un valore aggiunto, l'intelligenza artificiale, forse per usare anche le parole del pontefice, è uno strumento affascinante e terribile e quindi vanno bilanciati questi 2 aspetti e per fare questo bilanciamento, per mediare fra questi 2 aspetti abbiamo bisogno di tanta intelligenza naturale però. Oggi riuniti qui all'Università di Cagliari, in questa sala magna, 37 operatori del settore bancario, quindi sarà una connessione importante.
Senz'altro sono 37 speak che si alternano in 4 giornate dedicate ai diversi temi proprio della sostenibilità, dell'intelligenza artificiale e anche del rischio di credito. Oggi approfondiamo anche degli aspetti molto importanti per il sistema bancario. Ci domandiamo qual è lo stato di salute del sistema bancario europeo, quali sono i rischi emergenti e se i risparmiatori sono davvero protetti. È lo scopo fondamentale di questa iniziativa che ha la sua seconda edizione. I temi principali sono appunto l'intelligenza artificiale applicata al settore finanziario e le tematiche ESG, di ambiente, social e governance, sempre nel settore finanziario. Quindi 2 temi che costituiscono la nuova frontiera della finanza. E noi abbiamo già introdotto questi temi già l'anno scorso, ma quest'anno faremo uno specifico approfonditivi, gli assetti di controllo, tutto è finalizzato a quello. I giovani come rispondono all'intelligenza artificiale o comunque a questo nuovo mondo che poi sarà in questo momento il presente, lo stiamo cercando di capire, e poi sarà il futuro? Io non sono un esperto della materia, ma parteciperò a quella giornata come gli altri, però i giovani rispondono molto bene perché loro ne sanno più di noi, però il problema è vedere come utilizzare questi nuovi strumenti nel mondo, nell'operatività, quindi loro rispondono molto bene e sono molto più avanti di noi anziani. Nuovo Toyota CHR. Scegli di distinguerti. Ogni scelta conta. Sinceramente tua. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Esiste una terra famosa per il suo dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Valerio, 43 km da Cagliari, San Luri, un centro popoloso, ricco di energie, ricco di laboriosità. La nuova piscina è quello che nessuno poteva aspettarsi, anzi in tanti pensavano che neppure sorgesse. Io sono col sindaco Alberto Urpi, neoconsigliere regionale. Signor sindaco, viene da dirsi, avete fatto un mezzo miracolo, perché in Sardegna è difficile fare tutto, ma è molto difficile fare piscine. Siamo stati testardi, abbiamo avuto un'idea, l'abbiamo discussa con la popolazione, abbiamo deciso di fare un impianto in un luogo che era ormai abbandonato, un vecchio campo da calcio, questo che ormai non veniva più utilizzato, era proprio un luogo abbandonato. Quindi testardi, abbiamo trovato le risorse, abbiamo avviato la progettazione, abbiamo discusso moltissimo su che tipo di piscina fare, se al chiuso, se all'aperto, di che forma darli. Insomma, abbiamo davvero lavorato tanto, con programmazione politica, di idee, con condivisione, e poi l'abbiamo portato a termine, perché poi bisogna stare dietro ai lavori e devo complimentarmi sia con la mia maggioranza, con i consiglieri comunali, ma anche con i nostri uffici. Ecco, nel progettare queste opere c'è un lasso di tempo di che dimensioni? Quando è che avete iniziato a confrontarvi sul tema? Abbiamo cominciato a confrontarci sul tema quasi 3 anni fa, poco meno di 3 anni fa. Devo dire che è andato tutto bene, perché per i lavori pubblici in Italia 2 anni e 8 mesi sono davvero un record, un battito di ciglia, ecco. Quindi è andato bene con il progettista, è andato bene con gli uffici, è andato tutto bene con l'impresa. E quanto è costata? Questa è costata 1.100.000 euro. E quali sono adesso i prossimi step? Un conto è il taglio del nastro, gli abbracci, i brindisi, poi però deve diventare operativa. Cosa accadrà alla piscina di San Luri di via San Martino nell'estate del 2024? Diciamo che ci siamo portati avanti, la piscina è operativa da domani. Oggi inauguriamo, e domani è operativa, perché l'abbiamo già affidata come gestione. Possiamo anzi annunciare che in questo luogo, appena chiuderà la stagione estiva, inizieremo con nuovi lavori. Andremo ad asfaltare i parcheggi, andremo a realizzare la piscina per i più piccoli, quella alta 40 cm, ecco. Quindi è a riqualificare le gradinate del vecchio campo da calcio, perché diventino degli spalti frangivento per questo nuovo impianto. Quindi ci siamo portati avanti e continuiamo a portarci avanti sul miglioramento, ecco, della piscina e del luogo. Dico del luogo perché questo diventerà questa una cittadella sportiva del territorio. Qua a fianco alla piscina abbiamo un bocciodromo che è già funzionante, e qui dietro stiamo costruendo il palazzetto dello sport, quindi un palazzetto con 800 posti a sedere, insomma tanta carne al fuoco, tanto lavoro, però abbiamo deciso di non fare gli amministratori per fare l'ordinaria amministrazione, ma abbiamo deciso di fare qualcosa anche che vada oltre l'ordinaria amministrazione, me lo consentirete di dirlo, di straordinaria amministrazione, quindi una cosa di straordinario. Lei era assessore quando avete iniziato, come dire, a gestire, ad affrontare il discorso di una piscina, che un amministratore pubblico mette un po' di brividi, invece ce l'abbiamo qui, la inaugurate, insomma in questi giorni diventerà operativa. Qual è stato il trucco per non rimanere intrappolati nelle norme, nella burocrazia, nelle tempistiche? Allora, la cosa essenziale è stata quella di trasformare il libro dei sogni nel libro della realtà, per cui questo è un lavoro che noi oggi vediamo alla luce, ma soprattutto è un lavoro sinergico tra la precedente amministrazione e l'attuale. La burocrazia si può sconfiggere nel momento in cui tutti quanti remiamo dalla stessa parte, tutti quanti abbiamo un obiettivo condiviso, e questo è stato in questi 7 anni dove oggi vediamo alla luce questa splendida piscina. Ecco, il sindaco ci accennava al fatto che vi siete anche portati avanti, sta per sorgere, inizierete i lavori di una piscina dedicata ai bambini, quelle alte 40 cm. Questa zona potrebbe diventare davvero la cittadella sportiva, una sorta di gioiello insomma, di questa zona che cavalca tra Campitano, Marmilla, Tregenta. Assolutamente sì, non dimentichiamoci che questa è una zona riqualificata. Qui prima c'era il vecchio campo sportivo che è stato dismesso, oggi nasce il bocciodromo, qui a fianco il palazzetto dello sport e qui la splendida piscina. La piscina per i bambini diciamo che è un completamento, in modo tale che anche le famiglie con le mamme possano venire tranquille in questa piscina e stare serene a prendere il sole e a fare un bagno. Architetto, ma comunque questo, realizzare una piscina è sempre complicato, portarla a termine in neanche 3 anni, il sindaco ci parlava di 2 anni e 8 mesi, è una specie di piccolo miracolo. Qual è stato il trucco? No, diciamo che abbiamo anche tra l'altro incappato il Covid, per cui questi 3 anni potevano essere anche meno, nel senso che logicamente si è rallentato tutto, come ben sappiamo,
per cui va benissimo, è veramente un miracolo se abbiamo superato quel grossissimo scoglio, tra l'altro anche perché c'è stata una lievitazione dei prezzi, per cui questo progetto è antecedente al Covid, quindi immaginatevi quale sia stato praticamente il problema che abbiamo dovuto affrontare io, l'amministrazione, anche come ovviamente e l'impresa. Bisogna ringraziare tutti, guarda, in questo caso qui veramente. Ecco, allora nel realizzare la piscina ci sono dei momenti che sono particolarmente delicati. Qui c'è stato un passaggio, al di là del Covid, al di là dei costi che si sono elevati a smisura, c'è stato un passaggio che vi ha preoccupato? In linea di massima no, io diciamo una discreta esperienza, diciamo così, perché ho già realizzato altri 2 o 3 impianti più o meno di questo genere, per cui diciamo che ho saputo, credo, affrontare nel migliore dei modi. Però attenzione, in qualsiasi lavoro c'è sempre un problema, cioè può nascere sul momento e bisogna saperli risolvere, per cui io devo dire che è stato effettivamente un buon lavoro di squadra. Abbiamo sentito l'amministratore, l'ideatore, abbiamo capito che hanno fatto davvero quello che può essere un ottimo compito in classe e quindi abbiamo quello che può essere uno dei maestri, il presidente della Federazione Italiana Nuoto regionale. Insomma, è bello trovare un impianto di questo tipo, una 25x16,5, dico bene? Sì, assolutamente, è un impianto bellissimo, all'avanguardia, sicuramente che soddisfa il territorio, e piscine come queste aiutano la nostra federazione alla diffusione delle proprie discipline, che come primo obiettivo ovviamente noi abbiamo sempre quello di insegnare a nuotare come salvaguardia della vita, e poi successivamente, essendo una federazione olimpica, coltiviamo i futuri campioni, e per fortuna la nostra federazione ad oggi rappresenta una delle più vincenti in Italia. Ecco, a proposito di olimpica, siamo a 32 giorni dall'esordio dei Giochi di Parigi, è un bel auspicio poter pensare che qui nel cuore, insomma a cavalco di Tregenta, Marmilla, nel Campidano più noto, insomma si crei questo polo, no? Questa piscina che si apre a una popolazione molto vasta e trasversale, direi. Assolutamente sì, considerato il fatto che un'apertura di una nuova piscina porta nuovi iscritti, quindi aumenta i frequentatori, e quindi la ricerca del talento naturalmente va a soddisfare il possibile reperimento di nuovi nuotatori, considerando anche il fatto che il gestore che ha preso in gestione la piscina è molto attivo sul territorio, ha un'esperienza pluriennale, quindi l'in bocca al lupo da parte della federazione, ma siamo anche in mani tranquille. Glielo facciamo anche noi l'in bocca al lupo, e lo facciamo anche alla federazione e per i quanti andranno a Parigi. In bocca al lupo! Grazie, viva il lupo! A Oristano dal 26 al 29 giugno il Festival Desiderabili Futuri, senza diseguaglianze per un mondo sostenibile. Promosso da Lega Coop Sardegna, Forum Disuguaglianze e Diversità e Dromos Festival, con il sostegno di Lega Coop Nazionale e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 4 giorni di incontri, laboratori, conferenze, visite guidate e spettacoli per promuovere il confronto delle esperienze di chi fa con quelle di chi studia, per produrre idee che contribuiscono a risolvere problemi e indicare soluzioni, a partire da ciò che in alcuni luoghi si sta già realizzando. Un festival cooperativo perché vuole valorizzare la funzione economica e sociale delle imprese cooperative nella costruzione di uno sviluppo equo e sostenibile. Andrea Morninoli, cofondatore, anzi co-conduttore di questo evento. Ecco, qualcuno che ci dice qualcosa di questo evento. Questo evento si capisce anche dal titolo, nel senso che il titolo di questo evento è Desiderabili Futuri. Abbiamo messo la parola desiderio perché pensiamo che sia una parola che deve tornare alla moda, perché le persone ormai quasi non sono riconosciute neanche nei loro diritti, figuriamoci nei loro desideri. Allora abbiamo immaginato con Lega Coop e Forum Disuguaglianze e Diversità di fare 3 giornate in cui con linguaggi differenti discutiamo di come ci possiamo immaginare oggi, nella crisi in cui siamo immersi, un futuro invece che diventi bello, piacevole, di benessere. E lo facciamo mettendo al centro 3 parole fondamentali: il lavoro, lavori giusti e dignitosi, perché oggi in questo paese il 30% del lavoro è lavoro povero;
le transizioni giuste, cioè quelle transizioni ecologiche che sanno unire la tutela dell'ambiente con la tutela del lavoro e non contrapponendo sociale e ambientale, solo necessità, quindi perché lì ci possono essere buoni lavori, giusti lavori, e mettendo anche in tema dei politiche sensibili ai luoghi e accesso ai servizi, perché noi abbiamo un paese che fa politiche calate dall'alto che spesso non vanno bene, non possono essere calate qui o in una grande città, ma bisogna essere molto attenti a quelle che sono le risorse, i talenti dei territori. Intorno a queste tre tematiche proviamo a confrontarci. Oristano in grande movimento, Giganti di Monte Bramma si festeggiano oggi questa cosa che è una cosa un po' complessa, desiderabili futuri, ma che si intreccia con una manifestazione dell'anno scorso che era sempre nell'inclusione, poi ci sarà la festa, il compleanno di Confcommercio, quindi insomma diciamo che è un Oristano vivace. Sì, perché dunque, questa è un'iniziativa che pensa ai giovani e è importante favorire l'imprenditoria giovanile. La cooperativa è una delle forme di imprenditoria dove i giovani possono crescere e può costituire il futuro della zona e di tutta l'Italia. E qui c'è una grossa percentuale di cooperative. È importante che siano superati gli ostacoli che possono opporsi al lavoro imprenditoriale da parte dei giovani. Sono delle belle iniziative che comunque animano la nostra città, ma soprattutto si vanno a trattare delle tematiche importanti che è giusto naturalmente che ci coinvolgano appieno, quindi siamo felici di questo e continueremo appunto su questa strada, anche perché le tematiche come quelle di oggi sulla sostenibilità devono essere appunto all'amministrazione assolutamente caldeggiate e sostenute. È un festival caratterizzato dal valore e la presenza dei giovani, non poteva che essere dentro l'Università di Oristano, Chiostro del Carmine anche come Università Consorzio 1. I luoghi degli spettacoli per valorizzare il nostro meraviglioso monumento che è il Duomo di Oristano, la cattedrale. Poi siamo in Piazza Eleonora che è la madre della nostra terra, e in Piazzetta Corrias invece con i ragazzi di Noi Altri che per la cucina solidale. Desiderabili futuri, c'era già una sorta di manifestazione che cercava proprio di accomunare i giovani. È il nostro terzo festival questo, abbiamo fatto l'anno scorso 2023-2022, mettiamo sempre al centro i giovani, quest'anno però i giovani pensano loro stessi al tema. Le cooperative sono ancora una delle poche associazioni che riescono a creare ancora lavoro. E speriamo che continuino a farlo per tanto, da 140 anni ci hanno provato e ci sono riuscite, noi crediamo sia ancora uno strumento innovativo per la società di oggi. Un nuovo modello di sviluppo sostenibile pensato dai giovani che in questi mesi sono incontrati da remoto, hanno daranno a questo festival il loro punto di vista sui temi che abbiamo scelto nell'ambito del sociale, della lotta alle diseguaglianze, del lavoro buono e giusto, della transizione ecologica e dell'Europa che vorremmo. Ci vuole sicuramente una transizione energetica, noi aggiungiamo giusta, che quindi non consumi questo pianeta, non si utilizzino le energie non rinnovabili, però allo stesso tempo che ridistribuisca la ricchezza fra tutte le comunità. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. L'hai sempre saputo. Ogni grande avventura ha il suo supereroe. Viaggia verso mondi favolosi, con nuovi poteri straordinari. Nuova Vitara Hybrid è qui. Supereroe ogni giorno. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti.
Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. questo nuovo percorso estivo di Panorama Sardo Estate incontriamo il direttore di Palazzo Tirso, Daniele Bassetti. Direttore, una stagione che si prospetta sempre con i grandi numeri ma con delle tendenze un po' più mirate. Iniziamo con piacere a raccogliere i frutti di tutto quanto abbiamo seminato dal momento della nostra apertura. Con grande soddisfazione, devo dire, i numeri iniziano a darci conforto, ma lo danno a tutta la città, basta guardarci intorno, vediamo delle vie piene e dei negozi che si muovono, vediamo tante persone in giro. L'occupazione dell'albergo è sicuramente ai massimi livelli in questo periodo, posso dire da una parte anche inaspettatamente, anche al di sopra di quelle che erano le nostre attese. Ci fa molto piacere questo, ovviamente lo raccogliamo è un dato che raccogliamo con grande soddisfazione. Non è mai facile affrontare una stagione estiva come quella che andiamo in corso, perché conosciamo benissimo i picchi elevatissimi dell'occupazione in questo periodo e poi andiamo a conoscere purtroppo un periodo un pochino più di stanca che racchiude quei 3 o 4 mesi veramente invernali che fanno la difficoltà per delle imprese come noi e come tante altre che hanno deciso di portare la bandiera sempre alzata della propria azienda e quindi non chiudere mai e continuare ad assicurare il servizio ai turisti, ai passanti e ai cittadini per tutto l'anno. Quindi affrontare questi picchi occupazionali non è mai semplice. Siamo sempre alla ricerca ovviamente di giovani talenti che accolgano con entusiasmo la sfida del turismo, ne abbiamo trovati tanti per fortuna che sono saliti a bordo con noi. Non è mai semplice, questo lo conosciamo bene, il mondo del lavoro purtroppo per chi deve affrontare questi picchi è un ostacolo, conosciamo le difficoltà della burocrazia. Mi permetto anche di lanciare un piccolo sassolino per quanto riguarda i trasporti. Noi abbiamo notato un flusso di domanda che si assestava su una media fino ad tutto marzo, fino ad arrivare ai primissimi giorni di aprile. Nel momento in cui poi, guarda caso, coincidendo con l'attività
ben più frenetica dei trasporti sull'aeroporto di Cagliari-Elmas ha visto trasformarsi con un'occupazione ben più importante la domanda, quindi se riuscissimo probabilmente ad allungare un pochino questa finestra, sono convinto che ne gioveremmo tutti quanti. E ancora una volta butto lì, abbiamo raccolto un'incredibile soddisfazione da questi mesi a volte definiti spalla, come ad esempio aprile o i primi giorni di maggio, o lo scorso anno tutto ottobre. I pochi, che poi non sono pochi perché ce ne sono fortunatamente, turisti di questo periodo hanno raccolto un'enorme soddisfazione nel godere delle proprie vacanze a Cagliari, perché hanno trovato una città, hanno trovato un clima, hanno trovato una cittadinanza, hanno trovato degli eventi. Tutto questo ha contribuito a consolidare l'idea di Cagliari come meta turistica, non solo per il balneare puro, ma anche per un turismo che apprezza la bellezza della città, che apprezza comunque la bellezza della costa anche in un fuoristagione. Quindi veramente basterebbe poco, secondo me, per riuscire ad impegnarsi ad allungare un pochino questa finestra operativa di voli, per poter godere tutti quanti di un maggior respiro, una maggior tranquillità, un maggior flusso, e sicuramente per accrescere ancora di più quella che è l'immagine della nostra città nel mondo. Perché dico nel mondo? Perché abbiamo notato che inaspettatamente anche il bacino di utenza del nostro cliente si sta allargando sempre di più. Prima eravamo molto europocentrici, no? Avevamo tanti clienti che venivano dall'Europa, questo negli ultimi 10 anni l'abbiamo sempre notato, ma pian piano stiamo notando che invece il cerchio si allarga. Abbiamo molti clienti che vengono dalle Americhe, tanto dal nord quanto dal Sud America, abbiamo tanti clienti che arrivano dall'Africa, quindi dal Medio Oriente, abbiamo molti clienti asiatici, quindi non è vero che la Sardegna è sconosciuta nel mondo, è vero che non è ancora conosciuta abbastanza, ma se riuscissimo veramente a metterla ancora più in contatto con il resto del mondo e a farla conoscere sempre meglio, sono convinto che questi flussi non potrebbero che aumentare. E la soddisfazione, ripeto, a questo ci tengo, perché registriamo la sorpresa dei nostri ospiti che magari capitano da qua soltanto di transito o hanno pianificato per qualche giorno di stare, vanno via sempre con una grande soddisfazione, una grande sorpresa dell'ospitalità, del livello di ospitalità che hanno trovato. Quindi ovviamente dobbiamo cercare di far sistema per questo. Ben-vengano le strutture alberghiere che continuano ad esercitare sul nostro territorio, ben venga il livello che a mio avviso continua a crescere sempre di più grazie anche a tanti colleghi, ben vengano le iniziative locali, ben vengano le attività culturali, ben vengano gli eventi, ben vengano i piccoli esercizi commerciali che promuovono il nostro territorio e non solo. Quindi sono tutte attività che non possono che far bene a un prodotto, a un sistema turismo che diventa Sardegna, Sud Sardegna, ma Sardegna. Un'analisi completa e in tal senso mi viene da chiederle, voi avete fatto una scelta anche sull'enogastronomico, creando qui a Palazzo Tirso Terra e Cielo, che sono due location, i due ristoranti che hanno una connessione molto forte col territorio. Assolutamente sì, l'abbiamo fatto di proposito, proprio perché credevamo nelle possibilità e nel bacino di utenza che questa città poteva offrirci. Quindi pensate, noi abbiamo 85 camere come albergo e ben 2 ristoranti, non sembra una scelta commerciale particolarmente avveduta, no? Conosciamo le marginalità dei ristoranti e conosciamo quella delle camere, quindi sembra una scelta azzardata, ma l'abbiamo fatto perché crediamo nel bacino di utenza al quale ci rivolgiamo, crediamo nel bacino di utenza che può generare Cagliari e crediamo anche
come turisti, ma crediamo anche nel bacino d'utenza che Cagliari è in grado di generare come residenti. Per questa ragione aver creato 2 outlet ristorativi completamente diversi l'uno dall'altro, ma che con una filosofia che li accomuna. Terra è il nostro ristorante gastronomico, lasciatemi dire, quindi il nostro ristorante dove poniamo una grandissima attenzione al cibo, poniamo una grandissima attenzione alle origini, poniamo una grande attenzione alla nostra terra, da qui il suo nome. Quindi veramente un chilometro, si abusa il nome di chilometro zero, però in tantissimi piatti che vorrete venire a trovare nel nostro ristorante lo ritroverete, perché veramente andiamo alla ricerca di un prodotto autentico e locale da produttori locali. Non solo, prendiamo le origini di quello che ci hanno insegnato i nostri nonni, no? A risparmiare, a non sprecare, il zero waste, quindi cercare di ridurre al massimo gli sprechi alimentari, per noi è un impegno. La nostra catena internazionale alla quale apparteniamo, M Gallery, ne fa un mantra e quindi noi ci crediamo tantissimo, abbiamo applicato tantissime azioni volte al diminuire il più possibile lo spreco alimentare. Tutto questo ci deve portare a riscoprire quelli che sono le possibilità che ci hanno insegnato i nostri nonni. A terra le ritroviamo, quindi una circolarità di prodotto, quindi si parte da un prodotto povero magari, o anche non necessariamente povero, ma comunque un prodotto locale, e lo si lavora completamente, gli si dà una nuova vita anche a quelli che normalmente sono i suoi scarti, e si riesce a trarne nuova linfa vitale e nuovi spunti. Questa è la filosofia del nostro ristorante, e tutto questo condito con un progetto di servizio e di ambiente che mira a far vivere veramente un'esperienza unica ai nostri ospiti e che fa parte di un progetto globale dove, sedendosi al tavolo, dal momento in cui si entra, si varcano le porte, al momento in cui si lascia il ristorante, si è coinvolti da un progetto completo, quindi dall'aperitivo all'inizio, dall'accoglienza, fino a delle piccole coccole dolci che a prescindere accompagnano la dipartita dell'ospite dal nostro ristorante. Cielo è completamente diverso, cielo per natura, per posizionamento, perché è nel nostro rooftop, quindi gode di aria aperta, gode di vista, gode di aria, gode di cielo, è un ambiente più conviviale, volto a stare con gli altri, volto a sorridere, volto a godersi un momento di pausa con chi ci accompagna in quel momento. Quindi vorremmo veramente che il fulcro a cielo fosse la compagnia, fosse la persona che sta con noi, le persone che stanno con noi, fosse il sorriso, l'ambiente, e anche i piatti che abbiamo scelto in questo contesto vanno in quella direzione. Quindi offriamo la possibilità di fare dei piatti in sharing, dei piatti in condivisione, suggeriamo delle tapas da mettere a centro tavola per poter assaggiare tutti quanti. Ma questo non esclude ancora una volta la tradizione, quindi andiamo a parlare di prodotti ancora locali, perché teniamo comunque a questo, e ancora una volta a prodotti che, seppur rivisti, rivisitati e con cui si è giocato, vanno a far godere l'ospite, che sia esso un turista che viene da migliaia di chilometri di distanza o che sia un locale che è arrivato al nostro albergo a piedi da casa, di un momento di svago, di assaporare dei sapori a lui familiari ma reinterpretati in un contesto davvero unico. E abbiamo raggiunto il cielo di Palazzo Tirso, questa splendida terrazza con tante opzioni, ma soprattutto ci piace anche ricordare che la gestione, la proprietà sarda di Palazzo Tirso ha puntato molto sul benessere. Assolutamente sì. Ha fatto parte della piena volontà della proprietà, che è una famiglia cagliaritana nota della zona, anche quella di voler restituire un ambiente di relax alla città. Per questo abbiamo creato anche una piccola spa, una spa by L'Occitane, quindi un brand della Provenza, un brand internazionale che non ha bisogno di grandi prestazioni e che ha deciso di aprire proprio qui a Palazzo Tirso e a Cagliari la prima spa by L'Occitane in Italia, quindi un'oasi di relax.
ma oltre al relax che potrebbe offrire la nostra Spagna abbiamo deciso di aggiungerne un'altra. Abbiamo aperto il Tirso Beach Club, che è un beach club vero e proprio al Poetto, più precisamente nella zona di Quarto del Poetto, un piccolo angolo di Palazzo Tirso spostato sulla meravigliosa spiaggia del Poetto. Anche lì un piccolo ristorante che permette di mangiare specialità locali e godersi l'ambiente unico che può offrire il nostro meraviglioso mare, accompagnato da un piccolo bar, pochi lettini in un ambiente veramente riservato e tranquillo. Che dire, questo è quanto possiamo mettere a disposizione per garantire la migliore estate a tutti quanti voi e vi auguro una meravigliosa estate. Ciao! Dov'è finito tutto l'amore? L'amore che dava un senso al lavoro e un sapore a ogni cosa. Le parole d'amore e il coraggio di amare, che fine hanno fatto? Forse ci siamo stancati di amare o abbiamo perso il controllo? Perché non guidiamo più con amore? Perché? Toyota Hybrid, l'amore per la guida dipende solo dall'auto. Sei pronto a scoprirlo? Prenota il tuo Hybrid Love Test Drive su toyota.it. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nel panorama delle località marittime nazionali, Quartu Sant'Elena conferma il prestigioso riconoscimento della Foundation Environmental Education. Questo titolo è annualmente assegnato alle spiagge italiane che rispettano i criteri di gestione sostenibile del territorio. Grazie alle meraviglie naturali del Poetto e di Mari Pintau, tra le location che si sono contraddistinte per aver preservato il territorio è l'oasi naturalistica di Molentargius, con i fenicotteri rosa che costeggia il sito alle porte della terza città della Sardegna. Con 26 km di litorale molto bello, straordinario, che comprende tra l'altro Mari Pintau, è evidente che per noi il litorale, le spiagge, l'ambiente sono veramente una di quelle risorse assolutamente straordinarie che intendiamo tutelare in tutti i modi.
C'è anche uno stato avanzato dei lavori sul litorale dopo questo autunno dove avete presentato il piano paesaggistico, i lavori stanno anche per essere ultimati. Sì, le iniziative sono 3 in effetti, abbiamo i lavori del Poetto che stanno andando avanti, arriveremo sino alla rotonda del Margine Rosso, lavori davvero straordinari, e poi abbiamo avuto l'adozione in Consiglio Comunale del pool, che era una cosa che mancava da anni, e questo ci consentirà di governare meglio tutta la fascia del litorale. E infine stiamo partendo con il piano di gestione del SIC di Marivintau, con l'obiettivo, tra le altre cose, l'anno 21 di istituire lì il numero chiuso. E mi occupo di tutti gli adempimenti di bandiera blu e sono la referente per il comune di Quartu Sant'Elena e per l'assessorato ambiente. Oggi la manifestazione si svolgerà in diverse fasi. La prima fase ci saranno le presentazioni, le consegne delle bandiere alle autorità, e poi ci saranno delle simulazioni sia per quanto riguarda il salvamento a mare sia per quanto riguarda la canoa, che c'è appunto il responsabile dell'associazione che si occupa appunto non solo relativamente alla canoa ma anche a tutto quello che riguarda l'ambiente. Il punto focale di questa manifestazione è appunto l'ambiente e quindi il mare pulito, l'attenzione al Parco Molentargius, al SIC che si trova appunto a Marivintau, che è un altro dei punti fondamentali per la nostra città, sono tutti siti di interesse comunitario e soprattutto al fine appunto di ottenere il prestigioso riconoscimento di bandiera blu è necessario adempiere a tutto ciò che riguarda la tutela dell'ambiente. Abbiamo raggiunto il presidente dell'associazione Salvataggio a Mare Cinofilo. Maurizio, oggi è una giornata, si consegnano le bandiere blu, ma è anche l'occasione per fare una dimostrazione con il tuo staff. La consegna delle bandiere blu è un'ottima occasione che si ripete tutti gli anni, dove al Comune di Quartu viene attribuita questa bandiera per un insieme di servizi che offre sulle spiagge. Uno di questi sono i servizi con i cani da salvataggio. Io sono il presidente dell'UCSA, che sono le unità cinofile da soccorso acquatico. Siamo un gruppo di protezione civile, collaboriamo con la Guardia Costiera, con la protezione civile ovviamente, con gli altri enti che ci richiedono per il servizio estivo. Gli allenamenti per la fase operativa, e da settembre a luglio riprendiamo gli allenamenti. Tutte le domeniche ci trovate in spiaggia, nel periodo primaverile o autunnale, in inverno pieno continuiamo la nostra preparazione in piscina. Il nostro gruppo con brevetto semplice. La differenza tra il brevetto operativo e quello semplice è che quello operativo autorizza le unità cinofile a partire dai mezzi della Guardia Costiera e dalle motovedette in genere. Quello col brevetto semplice invece possono operare dalla spiaggia. Oristano, città sonnacchiosa, ma se si tratta di Sartiglia squillano le trombe, rullano i tamburi e quasi per miracolo una piazza o una via si animano all'improvviso. Ovviamente non mancano cavalli e cavalieri, giovani e meno giovani, in costume, e la colonna sonora è scandita da un suonatore di Launeddas. Tutto questo racconta di un pomeriggio domenicale quando a casa del presidente del gremio dei contadini si brinda e si parte con la bandiera che riporta i nomi di coloro che lo hanno preceduto. Perché ti metti davanti?
Giuseppe Vacca, consegni, si cambia, si va a cambiare. Sì, fa parte del gioco. Dico da una parte con molto piacere perché mi libero di un impegno non da poco, ma d'altro canto con grande rammarico perché insomma, la bandiera in casa era una cosa importante e bella da avere. Forse non molti lo capiscono, però per noi significa tanto. C'è molta commozione, vero? Tanto. Noi la viviamo così. E il prossimo? Il prossimo è Gabriele Pinna che entrerà in carica dopodomani. E quando l'avrà lui la bandiera? Dopodomani. Dopodomani sempre un'altra cerimonia? Sì, si andrà a casa sua, io gli consegnerò ufficialmente la bandiera e da quel momento lui ricoprirà il ruolo di operaio maggiore. E tu comunque sarai sempre lì in mezzo a baccagliare. In mezzo siamo un po' tutti perché siamo legati tutti da una grandissima passione, da un grandissimo piacere e gioia di stare in mezzo a questo sodalizio. Quindi... Ma poi Oristano è la Sartiglia e la Sartiglia è Oristano. Esatto, non può prescindere l'una dall'altra. Grazie Giuseppe, grazie. La storia lo insegna. La libertà. Per lei sei disposto a cambiare strada. La insegui ovunque, per mare e per terra. Il tuo viaggio continua con la serie FX Shogun, ora in esclusiva su Disney Plus e in tutte le concessionarie Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
La presentazione del suo libro qui nello splendido scenario del Garavatti Center, un libro oggi deve essere sempre di più veicolo non solo di informazione ma culturale. Sì, è un libro dedicato alla Sardegna, al suo passato, ma soprattutto al suo presente, perché oggi le dimensioni temporali non sono così nettamente separate. Noi non ci accorgiamo che quando elaboriamo decisioni, prendiamo qualche tipo di scelta nel presente, in realtà attiviamo forme di memoria attiva che in qualche modo ci riportano al patrimonio culturale che abbiamo ereditato dalle generazioni precedenti, che in Sardegna è particolarmente ricca, la dimensione del tempo è particolarmente profonda e ci riallaccia al bacino del Mediterraneo, che è stata la culla della nostra civiltà, per cui la Sardegna è parte di questo patrimonio e nel momento in cui ciascuno di noi si muove all'interno del suo contesto, chiaramente in maniera inconsapevole, come inconsapevolmente respiriamo, attiva queste forme di trasmissione culturale che ci provengono da epoche del passato molto remote. La Sardegna è stata sempre tra miti e leggende, insomma in questi giorni appunto al centro del Mediterraneo, ma secondo il suo osservatorio i sardi o tutti i sardi ne sono consapevoli di questa fortuna, possiamo dire, o di questo valore? Non ne sono pienamente consapevoli, però adesso c'è un risveglio di questo interesse, ci si rende conto che senza una conoscenza precisa del contesto culturale sardo, della sua storia, dell'enorme valore del patrimonio archeologico e non soltanto che ci è stato trasmesso, non si può diventare effettivamente consapevoli di quello che è la Sardegna oggi. E, diciamo che attualmente la Sardegna ha bisogno di una visione che in qualche modo le permetta di ripensare il proprio futuro, ma questa forma di ripensamento del futuro deve attingere le sue radici dalla memoria e deve in qualche modo riattualizzare quello che è stato il grande patrimonio di cui la storia sarda è erede. E io credo che la politica di oggi abbia bisogno di riattualizzare queste forme di trasmissione culturale e in qualche modo di attivarle attraverso una visione che proponga una trasformazione della Sardegna che sia in linea con la sua storia, non soltanto più recente ma anche quella più remota. È un libro che tocca tanti temi, prima di tutto l'anima dei popoli del Mediterraneo, quest'anima mediterranea che ci unisce tutti e che proietta la Sardegna in una dimensione collettiva verso desiderabili e nuovi futuri. Un parterre, le persone oggi c'è caldo, ma si viene a questa presentazione perché l'interesse, soprattutto in questo periodo, quando si ha un libro nuovo, anche di spessore, è fondamentale la partecipazione. Si viene perché io credo che le persone abbiano bisogno di contenuti e questa sera di contenuti ce ne saranno veramente molti. Presentazione di un libro che parla della Sardegna, del Mediterraneo, in un posto magnifico come questo giardino. Sì, abbiamo avuto veramente molto piacere che ho ospitato la presentazione di questo libro di Silvano, che è un grande amico e che scrive questi libri che, dico sempre, Silvano, sono difficilissimi da leggere, però questo invece è un libro molto bello e soprattutto mi ha colpito molto una parte di questo libro dove parla del doppio e di conseguenza considera le donne come dee e come donne e per cui fa il confronto con Medea, che è una cosa bellissima, e dice Medea non poteva perdonare Giasone perché come donna lo poteva fare ma non come dea. Per cui questa è veramente una cosa che mi ha entusiasmato e per cui sono molto felice di averlo questa sera. Una stagione estiva che si prospetta molto calda, molto intensa qui in Sardegna. Possiamo dare un consiglio ai nostri telespettatori? Ma io non so, dovrei dare un consiglio anche a me stessa qui perché l'acqua veramente scarseggerà. E sarà sempre molto caldo, per le piante subiscono veramente un grande stress e di conseguenza io non lo so ancora perché ormai
come posso dire, non si possono prevedere, ecco, perché abbiamo o bombe d'acqua o siccità. Ormai è tantissimo che non piove, come tutti sapete, insomma, e si prospetta una estate caldissima. Bisogna risparmiare l'acqua, questo sì, anche se l'acqua per gli umani veramente è molto poca, mentre invece si dovrebbe veramente riparare le tubature, riparare le riserve d'acqua, riparare le dighe, insomma cercare di preservare l'acqua, perché è lì che si perde la maggior parte dell'acqua. E d'ora in poi io penso, poi non lo so perché è tutto sconvolto, al nord straripano i fiumi, E ad oggi rappresenta mesi che non piove, per cui consigli, non so neanche darli a me stessa. Oristano festeggia i 50 anni di Confcommercio e dedica un'intera mattina all'evento, arricchito dall'intervento del presidente nazionale Carlo Sangalli. Io sono venuto qui ad inaugurare questa bellissima sede, è passato qualche anno, oggi celebriamo la prima tappa, 50 anni. la maggiore età. La maggiore età, 50 anni, bravo. E 50 anni dove il nostro mondo associativo, questa realtà molto importante, ha seguito, ha condiviso soddisfazioni, tensioni, passaggi delicati con tutto il nostro mondo che noi rappresentiamo. Io sono veramente contento, onorato e riconoscente in modo particolare al Presidente Nando Faedda per quello che con tutti le sue collaboratrici e collaboratori sta facendo per questo settore così importante come quello del commercio nella sua accezione più vasta, che è il terziario di mercato, cioè non solo il commercio tradizionale, i servizi, la logistica, i trasporti, la cultura, perché il commercio in questo senso è, come ha ricordato il Presidente Mattarella alla nostra ultima assemblea, è libertà, libertà di fare, veicolo di libertà, libertà di scambio, libertà di scelta. Insomma, il commercio, sempre per dirla con il Presidente Mattarella, è protagonista del divenire dell'Italia. Ecco, e questo è un passaggio, è un grande riconoscimento che peraltro però da parte nostra richiede un supplemento ancora di maggiore attenzione, di maggiore impegno, proprio perché consapevoli di quello che noi rappresentiamo, del valore che abbiamo e che dobbiamo certamente realizzare. Io devo dire la verità, ci sono 50 anni, però non sono arrivato nel momento della Costituzione, sono arrivato qualche mese dopo. I soci costitutori, qualcuno forse c'è anche oggi, qualcuno manca, non perché non ci volesse essere, manca perché purtroppo è volato da un'altra parte, e un'altra persona che io stimo tantissimo, che è un socio fondatore, oggi non c'è, perché purtroppo ieri non si è sentita tanto bene per un torcicollo. Parlo di Guido Bertolusso, che è stato forse il padre fondatore insieme a pochi altri della Confcommercio di Oristano con la costituzione della quarta provincia. Una bella soddisfazione festeggiare 50 anni di attività. È una grandissima soddisfazione. 50 anni sono 50 anni, 5 decenni vogliono passati, vogliono vissuti, e noi li abbiamo vissuti tutti questi 50 anni e ci siamo arrivati. Ecco, oggi ci siamo e stiamo festeggiando con il nostro Presidente nazionale
che ci ha onorato di essere qui presente, e delle autorità, vedi il sindaco, vedi il prefetto, vedi il questore, eccetera, che oggi sono qui con noi e ci onorano della loro presenza, come dicevo prima. Un momento importante per la nostra città. Non dimentichiamoci che quest'anno festeggiamo anche i 50 anni della provincia, quindi il 1974 fu un anno eccezionale per noi. È cambiato tanto, però io penso che il ruolo veramente della Confcommercio sia fondamentale e importante per far ripartire l'economia della nostra città. Lo è stato tanto tempo fa, 50 anni fa, e continua ad esserlo per tutti noi, soprattutto per l'amministrazione, in cui crede tantissimo sia nel settore del commercio, che è trainante per la nostra economia, ma soprattutto veramente anche la Confcommercio per il gran lavoro che sta facendo. Oggi alla guida della città, alla guida anche del commercio, si ritrovano giovanissimi ragazzi, figli di coloro che sono partiti, sì, tu compreso. È vero, questo è sicuramente un segnale importante, vuol dire che questa di lasciare il testimone ai propri figli vuol dire che comunque è una città che consente di fare questo. Purtroppo per qualcuno non è stato così, sappiamo che sono diverse attività commerciali che hanno cessato attività, ci auguriamo veramente che si riprenda, perché Oristano ha tante potenzialità e dobbiamo certamente valorizzarle tutte. Oristano a breve compirà i suoi 50 anni, quindi è un evento importante, perché la provincia ha portato sviluppo al territorio e ha portato anche le sedi delle associazioni di categoria, tra cui quella della Confcommercio, che oggi festeggiamo, che è una realtà importante con tantissime imprese, rappresenta uno dei settori principali dell'economia locale, e quindi siamo contenti di essere qui. Col sindaco stavamo parlando che oggi ci sono i figli di coloro che avevano avuto l'illuminazione di creare questa associazione, chiamiamola così allora. Sì, una grande idea, perché fa da supporto a tante aziende, tante imprese, e soprattutto tutela le imprese buone, quelle che rispettano le regole e che fanno concorrenza leale. Gian Giacomo Ibba, oggi 50 anni di Confcommercio, che a Oristano ha dato molto. Tu sei un operatore commerciale che ha avuto grandi successi e che continui a lavorare anche nonostante la tua giovane età. Come la vivi questa situazione oggi, questo momento un po' particolare? Vabbè, questo momento per la nostra azienda, che fa parte di Confcommercio quasi alla Costituzione, perché i nostri genitori e la nostra famiglia aderirono a Confcommercio, è un momento significativo, perché all'interno della nostra famiglia, quando decisero di aderire, c'era credere molto di fare sistema all'interno delle comunità e del territorio in cui operavamo. Il Confcommercio era un modo per riunirsi insieme agli altri colleghi che facevano il mestiere per trovare delle soluzioni e favorire il territorio. Questo è un valore che è rimasto ancora nella nostra azienda, su cui ci crediamo molto e su cui vogliamo continuare a crederci, per cui oggi davvero per noi è una giornata particolare, perché è anche una giornata in ricordo di chi ha fatto l'azienda, la nostra azienda. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nuovo Toyota CHR. Scegli di distinguerti. Ogni scelta conta. Sinceramente tua. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito.
Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la sezione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Tre italiani in gara, Barnaba e Baraldi tra i ragazzi, la Cosetti tra le donne. E questo è un po' il clou della sfida che vede i principali protagonisti dei tuffi d'alta quota, perché di questo si tratta. Portoflavia avrà una piattaforma per i maschi da 27 metri e per le donne da 20. Un luogo incantevole, un luogo suggestivo per il quale si sono sprecati gli aggettivi. Lo stesso Gabriele D'Annunzio visitò appena aperta la galleria che festeggia i 100 anni nel 2024 e usò parole iperboliche per descrivere un pezzo di mare, un pezzo di costa a Masua che ricade sulla municipalità di Iglesias. Ecco il Mar Meeting, la 33esima edizione del Mar Meeting che si tiene questo sabato e questa domenica appunto a Portoflavia, è un po' una perla di quello che si può fare per dare visibilità, forza alle strutture ricettive e all'intero territorio. Siamo con gli organizzatori, o come Franco Varese. Franco, voi venite da altre situazioni, per la prima volta in Sardegna si apre a uno scenario di grande come dire, prestigio sia sportivo sia di visibilità. Com'è la situazione? L'organizzazione procede spedita in vista dell'evento, abbiamo 24 atleti di cui 12 uomini e 12 donne che gareggeranno. Di questi 24 atleti abbiamo 3 italiani che fanno parte della nazionale italiana di tuffi dalle grandi altezze. È tutto pronto, la piattaforma è pronta per essere utilizzata dai ragazzi e i ragazzi non vedono l'ora, perché avendo visto le immagini non vedono l'ora di prendere parte a questo grande evento. Vito Spiga, assessore allo sport del comune di Iglesias. Una piccola grande scommessa fatta però con i piedi per terra, perché dare visibilità al luogo che è stato dei vostri nonni minatori, con una manifestazione, diciamolo, che andrà anche sulle reti nazionali, venne rilanciata dalle grandi emittenti e seguita dalle testate giornalistiche in mezzo mondo, non è un passo da nulla. Qual è il quid di questa vostra scelta? La scelta inizia anni fa e nasce con quella che è la volontà comunque di trasformare il nostro territorio in una meta turistica. Abbiamo fatto già tutto un percorso con l'acquisizione dei siti minerari di Portoflavia e Santa Barbara e a breve comunque acquisiremo anche altri siti importantissimi sempre in lungomare. Non ci siamo voluti limitare solo a portare dei visitatori, ma abbiamo dato una chiave di lettura diversa dal
dal punto di vista sportivo a Portoflavia, trovando poi nei ragazzi organizzatori del Mar Meeting, quindi Franco e la sua famiglia, quella che poteva essere il connubio perfetto, anche perché io penso che nel secolo passato qualcuno da lì si è tuffato. Ecco, Assessore, che festa sarà quella di sabato e domenica? Sarà una festa che inizierà giorni prima, perché già comunque con gli allenamenti degli atleti io mi auguro che ci sia tanta curiosità e tante persone che andranno a vederlo. Sabato e domenica sarà secondo me il clou per celebrare il centenario della realizzazione comunque di Portoflavia. Saranno dei momenti, io mi auguro, veramente belli, e dove tempo permettendo e mare permettendo offriranno uno spettacolo mai visto prima in tutta la Sardegna. Franco, dal punto di vista tecnico, questi tuffatori volano da 27 metri, quali sono le caratteristiche? Come si può raccontare il gesto tecnico e agonistico, appunto? Il gesto tecnico e agonistico è complesso perché i ragazzi si allenano tanto durante tutta la stagione per essere pronti per questi eventi, perché comunque bisogna considerare che l'impatto con l'acqua si ha a 80 km/h, quindi devono avere molta forza nella muscolatura per riuscire a sopportare tanti impatti, considerando le tante gare che vanno a fare durante l'anno. Però siamo su livelli tecnici assoluti. Quali sono i candidati in campo mondiale maschile e femminile? Sabato e domenica chi potrebbe salire sul podio? Allora, diciamo che quelli che potrebbero tranquillamente vincere sono Konstantin Popovic dalla Romania e Rihanna Ifland dall'Australia, però noi ci auguriamo in un ottimo risultato da parte degli italiani. Che sono? Andrea Barnaba, Davide Baraldi e Elisa Cosetti. Ecco, parliamo di una manifestazione con un tasso tecnico molto elevato. Chi vuole assistere come si può organizzare? Si può tranquillamente assistere con imbarcazioni proprie o fittando un SUP, una canoa, un pedalò o semplicemente fittando un'imbarcazione in vista dell'occasione. Chiudiamo con l'assessore. Vito Spiga, tutta l'amministrazione sarà molto vicina a questa manifestazione perché non è, come dire, abituale, non è una cosa che si fa in facilità con uno schioccare di dita. Qual è il vostro auspicio? L'auspicio è, visto la programmazione nata da settembre, che vada tutto per il meglio. Per noi le cose più importanti sono che gli atleti e tutta l'organizzazione si trovi in un posto accogliente, in una cittadina comunque che non sta aspettando altro che vedere loro, e soprattutto per quelli che sono i nostri cittadini, ma spero tutti i visitatori che verranno, turisti anche sardi, di assistere a uno spettacolo bellissimo che personalmente non ho ancora visto con i miei occhi. Bocca al lupo. Vive il lupo! Direttore, che estate sarà dal vostro osservatorio? È certamente un'estate dura, climaticamente strana, l'abbiamo visto perché non è piovuto nella fase invernale, in primavera e in estate sta piovendo in maniera anomala con colpi d'acqua pesanti, quindi c'è una siccità imperante su determinate zone e dall'altra in realtà troviamo dei colpi d'acqua che sono ancora peggiori in qualche modo della siccità che abbiamo avuto, per cui è certo un elemento che conferma il clima che ormai è cambiato. Ci preoccupa parecchio, sia per quanto riguarda come affronteremo il futuro inverno, cioè scarsità d'acqua significa avere difficoltà nella programmazione delle coltivazioni, significa avere poche riserve anche per i cittadini e questa ormai credo che sia una costante a cui dovremmo affidarci nell'affrontare questi mesi. D'altra parte però ci troviamo anche in un'estate dove speriamo che turisticamente almeno la Sardegna venga popolata, i segnali sino adesso sembrano buoni e il fatto che da noi arrivino i turisti significa che possano lavorare le attività produttive anche diverse, l'agricoltura, i ristoranti, gli hotel, ma che vengono anche acquistati dei prodotti agricoli dai nostri coltivatori, per cui ecco, sarà un'estate
stagione sicuramente molto colorita, dove ce ne aspettiamo delle belle, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni climatici. Ci preoccupa molto tra questi, cosa di cui ancora si è parlato poco, ma con delle caratteristiche particolari che si stanno verificando, è la stagione degli incendi, cioè in un'estate così siccitosa, e cioè in un inverno così siccitoso che ha portato a un'estate iniziata in queste condizioni, ci preoccupa che alcuni fenomeni climatici possano attivare venti forti con colpi di calore elevati che possano in qualche modo farci insomma, presagire quello che è una stagione anche critica per quanto riguarda gli incendi. Noi ci auguriamo che possa non essere così. Nell'agenda di Coldiretti sono davvero tanti i punti da affrontare, voi li affrontate tutto l'anno. Iniziamo proprio col cibo, d'estate c'è più voglia di frutta, verdura, Coldiretti con Campagna Amica tiene comunque il polso di un mercato, il famoso chilometro zero che voi attuate. Sì, assolutamente, tra l'altro le primizie dei mercati di Campagna Amica più vendute sono soprattutto la frutta e la verdura, quindi in questa fase estiva tutto il consumo di pesche, albicocche, angurie, meloni è un consumo che da noi caratterizza buona parte dei ricavi dei nostri mercati. Tra l'altro notiamo, devo dire la verità, un'attenzione del consumatore verso il consumo locale sempre più marcata. Da un lato a testimonianza appunto della differenza di qualità, dall'altro anche un'attenzione chiaramente a in qualche modo valutare il rapporto qualità-prezzo, cioè per una qualità maggiore sono anche disposto a pagare un prezzo maggiore, però mangio della frutta sana che ti rimane diversi giorni anche magari a casa e che comunque ha un sapore che è diverso dalle altre. Fondamentale anche il lavoro degli agroturismo, gli agri-chef ormai da diversi anni a livello sardo, a livello nazionale portano avanti quella che è la qualità, il prodotto qualitativo, mi rifaccio al discorso del famoso cibo sintetico. Beh, ci mancherebbe, i segnali che abbiamo sono assolutamente positivi per gli agriturismo, sono sempre molto frequentati dai consumatori, c'è sempre una maggiore richiesta e attenzione verso una qualità sempre superiore, non solo del cibo di per sé ma anche della lavorazione del cibo, per cui è chiaro che da questo punto di vista tutto ciò che è di sintesi e tutto ciò che è in qualche modo standardizzato è un qualcosa che il consumatore sente subito nella propria attività che in qualche modo va a fare quando insomma, frequenta un agriturismo. Ecco, vuol consumare cibo buono, cibo locale, cibo saporito e cucinato secondo i metodi della campagna, no? Con le tradizioni della campagna. Questo credo che sia un must che si sta confermando per quanto riguarda gli agriturismo, e la figura degli agri-chef è una figura particolarmente apprezzata proprio per questo loro lavoro di formazione e ricerca continua. I villaggi nazionali di Coldiretti vedono protagonisti anche la Sardegna, Napoli, Bari, Venezia, però hanno visto anche protagonista la Sardegna nella mobilitazione del Brennero, e quello è stato un forte segnale, e lo Stato italiano, mi sembra, il Ministero vi è stato vicino. Assolutamente sì, il Ministero ci è vicino, ma non credo che potesse fare altrimenti, anche perché è una battaglia sacrosanta che è quella della reciprocità. Noi stiamo chiedendo che tutto ciò che arriva in Italia, ma che in realtà arriva in Europa, sia coltivato o allevato con le stesse regole degli europei, insomma degli allevatori europei, per cui oggi abbiamo il paradosso di avere la carne che arriva dal Paraguay, dall'Argentina, dall'Uruguay, che spesso e volentieri paghiamo anche di più perché riteniamo di essere una carne di altissima qualità, però i consumatori devono anche sapere che vengono utilizzati sia nell'erba che gli animali di cui si alimentano gli animali, sia anche nella crescita dell'animale vengono utilizzati delle sostanze che da noi sono proibite da 20 anni perché sono dannose e in alcuni casi sono anche cancerogene. Allora ci domandiamo perché l'Unione Europea consente l'arrivo di queste
produrre merci in Italia e non consente agli agricoltori italiani di coltivare perché c'è il rischio della salute dei consumatori, cioè l'Unione Europea fa rischiare i consumatori sulla merce che produce all'estero. Da questo punto parte la nostra richiesta di reciprocità. Noi vogliamo che gli altri paesi attivino i procedimenti che consentano di avere gli stessi limiti dell'agricoltura italiana. Questo per noi è un elemento chiaro che ancora non abbiamo ottenuto dall'Unione Europea e non capiamo perché. Probabilmente ci sono interessi più grossi dell'agricoltura che vanno conservati. Direttore, un plauso va agli uomini e alle donne di Coldiretti. Cosa si sente di dirgli in questo momento dove la vostra agenda è davvero fitta di situazioni da risolvere? Ma noi diciamo è un messaggio associativo importante. Io credo che stiamo testimoniando, l'abbiamo sempre fatto, ma soprattutto in quest'ultimo anno con le varie attività di manifestazione che abbiamo avuto, la presenza di un'associazione attiva, non di un'associazione che è sulla carta, di un'associazione che coinvolge gli agricoltori, che si incontra sui territori. Abbiamo fatto in Sardegna oltre 200 incontri negli ultimi 7 mesi su tutti i territori, direttamente con gli agricoltori, anche con piccoli gruppi di agricoltori che hanno lamentato, hanno potuto parlare, hanno potuto svolgere l'attività di dialogo, di confronto e di rappresentazione dei problemi anche ai nostri vertici. Questo perché è importante? Perché è l'elemento di una piccola società che funziona, quindi io non posso altro che ringraziarli della fiducia e che dire che in questo caso siamo la testimonianza che l'unione fa la forza, e la fa davvero, cioè nel senso che siamo quelli che riusciamo a far muovere nei territori trattori, gazebo, bandiere, popolazioni a difesa di questa agricoltura che è spesso tesa nelle divisioni. Ecco, noi giochiamo al contrario, giochiamo a unire, ci prendiamo un po' di responsabilità quando sbagliamo, lo ammettiamo, facciamo fare le manifestazioni anche a chi magari non vuole stare nella nostra famiglia, ma chiediamo in qualche modo di stare uniti perché credo che l'interesse dell'agricoltura sia davvero ben rappresentato dalla Coldiretti. Prima di lasciarla ai suoi lavori, il nostro tempo a disposizione è per dare la linea alla regia. Le chiedo, nella sua fitta agenda, se potesse cancellare un qualcosa della serie fatto, cosa cancellerebbe? È una bella domanda questa, perché abbiamo fatto tanto in questo periodo. Ciò che per noi sarebbe importantissimo è questo lavoro che stiamo facendo sull'acqua da tantissimo tempo, sulle risorse idriche e sul cambiamento delle reti, sul quale mi piacerebbe veramente scrivere una parola fatto. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo segnalato tantissimo questo problema, però sappiamo che sino a un certo punto dipende da noi, ma gli 8.000 km di reti idriche che perdono il 53% dell'acqua che ci servirebbe tantissimo a uso potabile e anche a uso agricolo, onestamente non può essere responsabilità nostra. Noi l'abbiamo denunciato, ci piacerebbe essere i primi a scrivere la parola fatto insieme alla Regione. In collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SIA, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.